torniamo a collegarci con Fonni, dove c'è Stefano Fumagalli per parlarci di turismo fuori stagione. Stefano, si parla spesso e molto di destagionalizzazione. Com'è la situazione? Questo è il tentativo, vi parlo appunto da Fonni, dove abbiamo detto evolve il turismo, non c'è la neve come un tempo, in questo momento per esempio piove forte, ma di neve ancora in questo momento non ce n'è. Vi presento intanto gli ospiti, con me qui accanto c'è il sindaco del paese, Daniela Falconi, buongiorno, invece per la Proloco c'è Maria Antonietta Busia e per l'associazione commercianti Antonella Falconi. Abbiamo detto, sindaco, questo bel museo, partiamo da lì, che è chiuso, un'offerta che potrebbe essere assolutamente valida per i turisti. Come mai è chiuso? Allora, intanto fino ad oggi il museo è aperto solo purtroppo nelle feste, nelle occasioni programmate come Cortes Apertas, le feste natalizie. L'idea è quella, assieme alla Regione che ci sta finanziando il museo per finire alcune cose che mancano, di aprirlo tutto l'anno, per non dare solo un servizio e magari anche per garantire qualche posto di lavoro in un paese che come tutti al centro Sardegna si spopola, e quindi dare un servizio in più al turismo. Un'offerta in più. Fonni ovviamente però noto per la neve, ci sono degli impianti, ci sono stati per tanti anni, poi sono diventati vetusti e adesso c'è un progetto che ha interrotto questa offerta per quest'anno. Com'è la situazione? La situazione adesso, i lavori sono fermi per via del maltempo, sono in corso, riprenderanno in primavera, speriamo entro il 2018 che sia ultimata la nuova seggiovia, il nuovo rifugio, in modo da poter avere questa offerta in più per i turisti che ci vorranno visitare. Seggiovia però che ovviamente non sarebbe adatta fosse solo per la neve, qual è l'idea? L'idea è quella di poterla sfruttare tutto l'anno, perché il turismo qua in montagna è bello tutto l'anno, quindi rivolgendoci magari a un target diverso dai soliti turisti che vanno solo al mare, cercare quindi gli appassionati di escursioni che già affollano le nostre montagne in primavera e magari anche in questo periodo dove si possono fare diverse escursioni, insomma da Pasqua in poi la Sardegna è bella ed è bella tutta. Allora, abbiamo detto, poi torno da lei, che si cerca di reinventarsi un po', ci sono ovviamente delle iniziative nuove che sono necessarie, la Proloco ovviamente se ne fa carico, per esempio che cosa? Come si riesce ad avere una buona offerta turistica? Sì, buongiorno a tutti. Come associazione Proloco puntiamo a un turismo, incentivare il turismo tutto l'anno, non solo nel periodo invernale. Lo facciamo ponendo in essere e promuovendo eventi e iniziative per valorizzare le nostre tradizioni, il nostro patrimonio artistico, architettonico, archeologico e il nostro ambiente. Un esempio sono gli eventi che vengono organizzati presso i siti archeologici per la valorizzazione degli stessi. Approfittiamo dei 3 giorni di Cortes Apertas per mettere in campo quanto più di tradizionale c'è nel nostro paese. Nel periodo primaverile organizziamo qualche escursione nel nostro territorio per andare a far visita ai vari endemismi che sono presenti. Organizziamo corsi di formazione anche di conoscenza sul territorio, perché siamo consapevoli e consci del fatto che l'informazione deve partire dal fonnese stesso in primis. C'è un dato curioso però, che una volta che un turista arriva qua a Fonni, adesso poi decidete chi mi vuole rispondere, magari tutte e due meglio, non trova un infopoint, per esempio, la cosa più banale, no? Uno arriva, cerca informazioni, dice cosa faccio, oggi non c'è l'infopoint. No, al momento non c'è un infopoint, diciamo che in questo senso ci stiamo lavorando perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale. Il turista deve arrivare a Fonni e deve trovare la prima informazione, la deve trovare qui. Come ti dicevo, noi organizziamo dei corsi di formazione di modo tale che per sopperire alla mancanza dell'infopoint speriamo che il fonnese che si trovi per strada sia in grado di dare l'informazione. Un infopoint diffuso, cioè chiunque può dire. In questo momento sì, assolutamente. È una questione, è un problema di risorse, sindaco. Non è solo un problema di risorse, è anche un problema di cultura. Fonni è un paese molto dinamico in cui l'imprenditoria veramente è viva e vivace. Ci sono dal punto di vista turistico oltre 300 posti letto tra alberghi e bed and breakfast. Adesso dobbiamo cercare tra noi e anche col territorio possibilmente di metterci in rete per fare in modo, insomma, che tutte queste risorse che abbiamo vengano valorizzate tutto l'anno dal punto di vista turistico. Il turismo che è il più grande moltiplicatore economico e quindi permette a tutte le attività economiche del paese di mettersi insieme. Di migliorare. Ecco, quando si parla di rete è una delle parole che vengono fuori più spesso parlando con i vari attori del territorio. Chiedo invece alla rappresentante dei commercianti, in questo caso fare rete immagino sia difficile, anche qui cosa banale, non esiste una strada del commercio, cioè la via dei negozi il turista non la troverà ma piuttosto negozietti qua e là. Non si è mai riusciti a fare questo progetto?
Allora, il centro commerciale naturale Vrores nasce appunto Che è un'associazione, spieghiamo. Sì, che è un'associazione, nasce per valorizzare e promuovere gli esercizi, tutte le attività produttive di Fonni e in particolare le attività turistiche e le attività commerciali che in un paese possono essere qualificate come negozi di vicinato. Certo. Quindi il centro commerciale naturale ha il compito di promuovere e di sostenere appunto il commercio svolto dai cosiddetti negozi di vicinato al fine anche di promuovere e di considerare il commercio come un elemento fondante l'offerta turistica. Esatto, parte dell'offerta, ma si riesce a fare questo? Cioè il turista ha un servizio in questo? Ha un servizio, anche se però la segnaletica è tutto quello che dovrebbe aiutare il turista a girare per Fonni è attualmente carente. Voi però fate delle iniziative, in un flash per esempio i mercatini natalizi sono stati una buona iniziativa. Sì, noi abbiamo cercato di ampliare l'offerta commerciale nel periodo natalizio, proprio il periodo in cui Fonni si riempie di turisti, proponendo appunto i mercatini di Natale che sono andati avanti sì, è stata una buona iniziativa, accolta bene dai turisti che sono venuti a visitarci e che hanno avuto modo di... Un altro modo per reinventarsi, insomma. Siamo in chiusura, però in una battuta, Sindaco, si può già fare un bilancio di questa stagione? Abbiamo detto in questo momento sta piovendo, ma di neve non ce n'è ancora. Intanto nevica sui monti, quindi i turisti che vogliono venire nei weekend possono venire, troveranno la neve per giocare, per scivolare. E poi il bilancio è buono, nel senso che per noi le feste vanno sempre bene, dobbiamo solo migliorare e migliorarci per il futuro, per insomma lavorare tutto l'anno. Magari anche con i trasporti migliori. Sì, con i trasporti migliori, organizzare, tra poco avremo il Carnevale che da noi è una festa molto sentita, il Sant'Antonio, insomma, speriamo davvero che il turismo diventi volano di sviluppo anche per... Ci si reinventa così. Bene, grazie agli ospiti che sono stati qui con noi, da Fonni per ora è tutto, a voi la linea. Grazie a Stefano Fumagalli.